Buona giornata telespettatori di Antenna 3 e ben ritrovati con ore 13, l'appuntamento del martedì con l'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Quest'oggi parleremo di umanizzazione delle cure per i bambini ricoverati, ma poi anche di altre iniziative di solidarietà a favore dei bambini appunto ricoverati con il grande concerto di Natale. Avremo modo di parlarne quest'oggi assieme al direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, dottor Roberto Benazzi. Buongiorno dottore, grazie. Francesco Benazzi, chiedo scusa, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Poi abbiamo Stefano Martellossi, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale Cafoncello. Buongiorno dottore. Ed Italo Lazzari, vicepresidente dell'associazione per mio figlio. Buongiorno. Allora, buongiorno, grazie anche a lei per essere qui con noi. Allora, progetti di umanizzazione, ne abbiamo già parlato altre volte per quanto riguarda gli adulti, a maggior ragione se ne sente il bisogno per quanto riguarda i più piccini, per quanto riguarda i bambini, soprattutto in un momento, dottor Benazzi, in cui una medicina sempre più tecnologica, no, ci porta anche a, in alcuni aspetti forse a dimenticarsi della persona. Che cosa si sta facendo quindi all'ospedale di Treviso proprio in questo senso, per l'umanizzazione della pediatria? Io intanto devo ringraziare i miei collaboratori della pediatria, che poi quando parliamo di pediatria parliamo anche di patologia neonatale, parliamo anche di percorso nascita, quindi ostetricia, perché è un unicum sostanzialmente, dove noi prendiamo in carico la donna e poi il bambino. Che vuol dire umanizzazione delle cure, che vuol dire analgesia da parto per far soffrire meno la donna, che significa un'attenzione particolare nei percorsi della nascita, significa un'attenzione particolare nell'ostetrica che segue la donna dall'inizio alla fine della gravidanza, e che significa quindi poi prenderla in carico la donna e il bambino per quanto riguarda il percorso pediatrico. Cosa si sta facendo? Treviso ha una tradizione che è bellissima, poi ne parleranno i colleghi, che è quella per mio figlio, questa associazione che praticamente è andata parallela con il percorso nascita e con il percorso della pediatria, dando una mano dal punto di vista sostanziale per fare in modo che i bambini e i loro genitori possano vivere meglio tutta una serie di situazioni anche difficili, come la malattia, perché avere un bambino che sta male, la presa in carico di un bambino magari che ha problemi ematologici o oncologici, è chiaro che deve avere un supporto che è dato sia dagli operatori sia da una situazione ambientale diversa, che vuol dire l'oasi di pediatria, che vuol dire i biscotti fatti all'interno del reparto, che vuol dire la scuola fatta all'interno del reparto, che vuol dire l'accompagnamento anche domiciliare nei casi serva, per fare in modo che il bambino resti a casa. Ecco, quindi una presa in carico a 360 gradi che coinvolge naturalmente il bambino, ma che coinvolge anche la famiglia, perché è evidente che nel caso del ricovero ospedaliero di un minore sia fondamentale la vicinanza con i genitori, con la mamma, con il papà. Dottor Martellossi, quindi in questo senso alla pediatria dell'ospedale Cafoncello che cosa si fa? Beh, il direttore l'ha detto molto bene, l'attenzione all'umanizzazione delle cure fa parte della pediatria, è importante in tutti gli ambiti, ma la pediatria non può fare a meno è da sempre attenta all'umanizzazione delle cure, perché prende in carico il bambino, e prende in carico la famiglia, prende in carico i familiari e prende in carico i fratelli. Basta pensare che è chiaramente la norma avere i genitori, almeno un genitore ricoverato durante la degenza, e quindi già questo fa capire che all'interno della struttura quindi la presa in carico del bambino e della famiglia è un tutt'uno. Questo significa offrire, e qui entro nello specifico del progetto che adesso andiamo assieme all'associazione, insieme con mio figlio, a portare per i prossimi 3 anni, è quello di cercare di dare innanzitutto il supporto psicologico a famiglie e bambini che sono ricoverati presso la pediatria di Treviso, sia per problematiche acute, problemi magari importanti di salute con ricoveri brevi ma magari intensi dal punto di vista dell'intensità delle cure, sia anche di tutta quella che è la cronicità, che oggi è anche in pediatria uno dei problemi emergenti. Pensiamo all'ematoncologia, alla fibrosi cistica, che sono le due patologie con 2 strutture
semplici che seguiamo presso la pediatria di Treviso, ma pensiamo anche a tutto quello che è la neurodisabilità, a tutto quello che sono le malattie croniche, le malattie genetiche, le malattie rare, che fortunatamente oggi hanno una qualità della vita e una sopravvivenza più lunga, ma può ben capire che si aprono problematiche psicologiche che vanno affrontate, possibilità di inserimento alla scuola, possibilità di supporto alle famiglie, insomma creare una rete assistenziale a 360 gradi che inizi già all'interno dell'ospedale ad offrire un supporto appunto psicologico, una diagnostica anche neuropsichiatrica, chiaramente in rete con il resto dell'azienda, con gli ospedali pediatrici e col territorio, per poter appunto rendere più umanizzate le cure e offrire anche supporto di questo tipo. Ecco, in questi progetti fondamentale, lo diceva il dottor Benazzi poco fa, è stato in tutti questi anni il supporto dell'associazione Per Mio Figlio. Qui con noi oggi Italo Lazzari, il vicepresidente, vuole parlarci un po' dell'associazione, quando è nata, perché, come mai insomma questa associazione in tutti questi anni si è data da fare davvero così tanto per il reparto di pediatria? L'associazione è nata nel 1997, quindi oggi, in questi giorni, compie 21 anni e diciamo che ha raccolto una somma veramente importante, circa 3.200.000 euro. Di questi 3.200.000 euro sono stati, diciamo, l'80% è andato nell'ambito strutturale, attrezzature, per esempio, faccio un esempio, nel fatto il pronto soccorso pediatrico, la loge pediatrica, però vorrei anche elencarli su questo. Siamo partiti, credo sia stato il primo nel 1998, il primo ambulatorio oculistico pediatrico creato nel Veneto, da quello che mi hanno detto, perché non c'era, è stato gestito dal dottor Picciocchi. Da lì nel 2003-2006 è stata fatta l'OSI pediatrica, dove c'è la scuola, c'è un giardino pensile e tutta un'area dedicata ai giochi. A quel punto, in quegli anni, credo sia stata fatta proprio la prima teleconferenza con la scuola Volta, dove i bambini ricoverati avevano il collegamento con la maestra, perché c'è una maestra che segue poter questo, continuare questo, le quindi lezioni anche creare questo. dall'ospedale. Nel 2007, anche questa, la patologia neonatale è stata diciamo, strutturata del NeoCare, della cartella clinica informatica. Credo che sia stata proprio anche una referenza per il Veneto, una delle prime in assoluto di avere questo tipo di attrezzatura. Nel 2008 credo che la pediatria e tutti i letti abbiano a fianco un letto per la mamma, dove che durante l'assistenza viene data. E quindi tutto questo poi nel 2015-2017 è stato l'anno con la quale è stato formato il pronto soccorso pediatrico, un impegno non indifferente, sia strutturale, con arredi e con tutto. In più si è impegnata anche a sostenere per 3 anni 3 infermiere per poter dare l'assistenza, diciamo. Poi i numeri credo che dovrebbe dirli lei, professore, sul fatto quanti bambini vengono nel diciamo, pronto soccorso pediatrico rispetto, perché sono numeri che credo facciano veramente impressione. Sì. Ecco. E quindi nel 2018 adesso abbiamo il nuovo progetto, che sarebbe il primo progetto che viene solo nelle risorse umane, e qua vorrei che fosse è quello che diciamo sta nascendo in questi giorni, in questi periodi. Quindi un progetto che non si vede, diciamo, come i precedenti fisicamente, ma si sente, sicuramente i bimbi e le loro famiglie lo sentiranno. Allora io direi ci fermiamo prima di parlare nel dettaglio, qualche istante per la pubblicità, e poi parliamo di questo importante progetto per i bimbi ricoverati. A tra poco. Eccoci
Eccoci nuovamente in studio con Ore 13 Salute, siamo qui per parlare quest'oggi dei progetti di umanizzazione delle cure per i bimbi ricoverati in ospedale, con questo importante progetto sostenuto dall'Associazione Per Mio Figlio per il prossimo triennio. Abbiamo detto un progetto che, a differenza dei numerosi precedenti di cui ci ha parlato Italo Lazzari, sarà un progetto che non si vede ma si sente, no, nel reparto. Dottor Martellossi, di che cosa si tratta nello specifico? Sì, io rispondo anche a quello che chiedeva Italo Lazzari, di dare un po' anche i numeri per vedere qual è il peso, diciamo, del lavoro che c'è in pediatria. Nel pronto soccorso pediatrico si fanno circa 12.000 visite all'anno, 1.200 OBI, ricoveri brevi, osservazioni brevi, entro le 48 ore, e poi ci sono i ricoveri, 1.200-1.300 ricoveri. Perché dico questo? Perché di questo volume, diciamo, di attività, di questi pazienti con cui che vengono in pediatria, circa il 10-15% vengono per problematiche, diciamo, di tipo neuropsichiatrico, e sono circa il 2-3% degli accessi in pronto soccorso. Quindi, ed è una problematica in aumento. E in aumento perché? Uno, perché aumenta, come ho detto prima, la cronicità, e la cronicità per forza porta un peso di gestione psicologica all'interno dei bambini e delle famiglie più forte. E poi perché in effetti c'è anche un aumento di quello che è il disagio giovanile, e anche che si sta diversificando in questi anni. Ci sono nuovi modi di, come posso dire, in cui il disagio giovanile viene manifestato, e non è sempre semplice inquadrarlo e diagnosticarlo. Quindi già a livelli proprio di bambini. Calcolate che circa il 30-40% poi della patologia psichiatrica dell'adulto esordisce in età pediatrica, o dai suoi primi segni in età pediatrica, o trova in età pediatrica, diciamo, le motivazioni, le prime. Ecco, e questo progetto ha l'ambizione, è la parola giusta, di rispondere a questo nuovo tipo di risposte, domande, dal concepimento all'adolescente. Quindi dalla famiglia, che può aver bisogno durante una gravidanza difficile o anche una perdita di un supporto, al bambino prematuro, che ha una sopravvivenza oggi fortunatamente molto maggiore, ma che ha delle problematiche di tipo di inserimento scolastico, di necessità di sostegno, di follow-up, al bambino con la cronicità, come dicevo prima, ematoncologia, fibrosi cistica, ma anche malattie rare e oncologiche, e all'adolescente. Su questo credo che sia anche, dobbiamo dare un po' di attenzione. Questo progetto prevede anche che la pediatria ad oggi si occupa fino a bambini, diciamo, a 14 anni di età, ma c'è questa età che va dai 14 ai 16, 14, 18, dove le problematiche neuropsichiatriche devono essere affrontate in un ambito e in un ambiente pediatrico. E questo progetto, che arriviamo al progetto, un progetto di 3 anni, con un grosso investimento economico, sono 400.000 euro che l'associazione Insieme per Mio Figlio dona all'azienda e alla pediatria, prevede l'assunzione di un neuropsichiatra infantile per 3 anni, di un psicologo a tempo pieno e di un neuropsicologo a tempo, diciamo, parziale. La differenza è: uno psicologo clinico si occupa direttamente dei pazienti, e il neuropsicologo fa il follow-up, fa i test, fa gli inquadramenti diagnostici. Queste 3 figure dovrebbero proprio offrire questo percorso. Dico ancora una cosa: ormai molti anni fa la neuropsichiatria ospedaliera è stata considerata non più necessaria, anche giustamente, perché è stato rafforzato il territorio. Chiaramente queste sono problematiche da affrontare in territorio, ma capisce bene che oggi all'interno di una pediatria che ha i volumi, l'importanza come quella di Treviso, la figura del neuropsichiatra diventa fondamentale dal punto di vista diagnostico, per la presa in carico, per il sostegno psicologico e anche per un miglior rapporto col territorio, in maniera che poi il bambino e la famiglia,
quando verranno dimessi ricoveri il più possibile brevi, abbiano anche un percorso semplificato per poi la presa in carico con i servizi territoriali. Quindi verranno seguiti anche dopo le dimissioni, naturalmente. Certo. Il nostro obiettivo è che vengano seguiti dopo le dimissioni, chiaramente l'obiettivo è anche che poi non vengano in ospedale se possibile, ma che ci sia un trasferimento e una collaborazione col territorio in maniera che poi il progetto, diciamo, terapeutico possa essere continuato assieme al territorio. Certo. Dottor Benazzi, un regalo, diciamo tra virgolette, questo dell'Associazione per mio figlio all'ospedale di Treviso, davvero molto importante, soprattutto di questi tempi, 3 specialisti per 3 anni, non è poca cosa, no? No, importante perché iniziamo un percorso diverso. C'era sempre un po' questa dicotomia, questa differenza tra quello che avviene in ospedale e quello che poi è la presa in carico dopo post dimissione ospedaliera in territorio. Questo progetto aiuta a fare da cerniera sostanzialmente, quindi a creare quella mentalità tra gli operatori di una collaborazione stretta e importante nel territorio. Io devo dire che ho 3 perle di primarie e sono orgoglioso perché il dottor Martellossi, che appunto il primario di pediatria, la dottoressa Lago, che è il primario di patologia neonatale, e il dottor Busato, che è il primario di ostetricia ginecologia. Perché dico 3 perle? Perché sono 3 professionisti che sicuramente grazie alle loro competenze aiutano l'associazione a investire, nel senso che se io so che ho 3 cavalli di razza, giustamente investo anche con cuore più aperto, più leggero, perché so che vado effettivamente a giocare una sfida che è importante. E questa sfida è importante perché, diceva giustamente il dottor Martellossi, noi abbiamo la neuropsichiatria territoriale, ma la patologia viene riscontrata anche dal punto di vista genetico, noi abbiamo la genetista che fa queste cose, la viene riscontrata in ospedale. E il primo approccio che il genitore ha chiaramente con la problematica del proprio figlio ce l'ha grazie alla diagnosi che viene fatta a livello ospedaliero e addirittura nel periodo pre-concepimento, per cui il fatto poi della presa in carico continua è fondamentale perché diamo continuità a una risposta alle persone, quindi questo progetto serve veramente a creare questa unione e contemporaneamente poi sarà l'azienda che si farà carico di continuarlo con professionisti che poi diventano professionisti dell'azienda per dare continuità al servizio. Quindi trascorsi questi 3 anni, questi 3 professionisti entreranno di fatto, diciamo, nell'organico dell'ULSS. Assolutamente sì, anche perché questi professionisti vengono comunque assunti con concorso, non è che vengono presi dalla strada, perché noi siamo un'amministrazione pubblica e abbiamo l'obbligo di fare i concorsi, di fare gli avvisi, quindi faremo degli avvisi, si presenteranno i professionisti, poi sarà scelta da una commissione ovviamente in base ai titoli, meriti e capacità professionali, e poi è chiaro che noi vorremmo continuare questa esperienza perché questi 3 anni ci serviranno come sperimentazione per capire quanti effettivamente sono i casi, quanta sarà la presa in carico e soprattutto quante sono le risposte che riusciremo a dare in termini completi alle famiglie. Ecco, quando contate di partire con questo nuovo progetto? Non so chi mi vuole rispondere. Una parte il progetto è già partito perché ha già sostenuto, mi sembra, circa 26-27 mila euro riguardante a delle follow-up che stanno cominciando ad esserci. Adesso ci dovrebbe nascere l'unità semplice con la quale si partirà. Il fatto che il dottor Benazzi, che ringrazio per quello che ha fatto dei nomi, l'associazione in questi anni si è sempre avvalsa di un comitato scientifico. I nomi che ha fatto diciamo i vari primari del dottor Busato, del dottor Martellossi, che rappresenta ed è il direttore del comitato scientifico, alla dottoressa Lago e anche alla dottoressa Midrio, sono componenti del comitato scientifico. Questi cosa fanno? Chiedono all'associazione cosa serve e cos'è con la direzione. Quindi è molto, diciamo, questo senso di generosità, poi perché viene visto, viene dato e loro sono le colonne vertebrali dell'associazione poi all'interno, diciamo, della struttura. Quindi c'è questa collaborazione proprio strettissima che ha portato ai risultati davvero sorprendenti, quasi direi, perché delle cifre del genere non sono certo poca cosa. Allora ancora qualche istante di pubblicità, noi ci rivediamo tra pochissimo.
Ore 13, salute, siamo di nuovo in diretta, stiamo parlando di umanizzazione delle cure per i bimbi ricoverati in pediatria. Durante la pubblicità stavamo conversando tra noi su questa grandissima generosità che i trevigiani, il mondo proprio trevigiano ha dimostrato per queste iniziative. L'abbiamo sentito, oltre 3 milioni di euro donati all'ospedale Cafoncello dall'Associazione per mio figlio, quasi 400 milioni circa per quest'ultimo progetto. Quindi 1.000 euro, sì, chiedo scusa, 400.000 euro, sì. No, 400.000 euro per questo progetto, quindi una grandissima generosità, forse anche proprio perché le persone vedono, no? Hanno sotto i loro occhi quasi quotidianamente quelli che sono i risultati, quelli che sono gli effetti di queste loro donazioni, no, dottor Benazzi? È molto importante anche il fatto di riuscire a far vedere alle persone dove vanno a finire questi soldi, no? Certamente, io intanto devo ringraziare veramente i veneti, in particolare i trevigiani, per questo amore che hanno per il loro ospedale, che hanno per la loro città e che hanno per la loro terra, e questo si manifesta ovviamente in donazioni. Prendiamo anche atto oggi con il concerto che poi diremo, e invitiamo tutti, lo dico già, il 20 di dicembre alle ore 20:30 a questo concerto che facciamo al Comunale, grazie all'Associazione per mio figlio, dove andremo a chiedere dei fondi, stiamo chiedendo dei fondi per questo bellissimo progetto, e quindi chiediamo veramente ai trevigiani di andare al Comunale, alla biglietteria, a cominciare a comprare i biglietti, perché è fondamentale, e questo è un senso vero che i trevigiani danno perché riescono a donare, ecco, e hanno la possibilità, come lei giustamente diceva, di entrare nel reparto di pediatria, di vedere operatori, di vedere cosa è stato fatto dall'Associazione per mio figlio nell'OSI, di vedere la possibilità di avere la scuola dentro, cioè, quindi una cosa che è evidente, e uno sa che i soldi vanno effettivamente o per tecnologie o per risorse umane o per fare qualcosa di nuovo che serve alla comunità. Quindi progetti concreti, visibili da tutti, sotto gli occhi di tutti. Nello specifico il dottor Benazzi accennava al concerto. Allora, Lazzari, questo concerto il 20 di dicembre al Teatro Comunale di Treviso, 130 gli artisti, no? che saranno sul palco, l'Orchestra Regionale della Filarmonia Veneta, un evento davvero molto importante e molto bello, ancora più bello proprio perché c'è questa iniziativa solidale per i bimbi ricoverati dietro, no? Questo è, diciamo, il modo per comunicare e invitare chi vuole partecipare che partecipi. La città è sempre stata molto generosa e ha sempre apprezzato noi queste cose. In questi anni abbiamo fatto vari concerti e ci siamo dedicati nel nostro modo di comunicare proprio nella musica e nelle mostre, perché facciamo delle mostre come quella che abbiamo fatto con i Crack in Art nel 2007, dove l'associazione ha raccolto con gli animali di plastica su tutta la città, ha raccolto 100.000 euro su quella operazione lì, e quindi questo è veramente un momento anche che ci dà la forza e la volontà di poter continuare a raccogliere fondi per questo progetto. Ecco, peraltro hanno già aderito anche diverse associazioni cittadine, quindi oltre ai privati che acquisteranno i biglietti, sono anche delle associazioni importanti che daranno il loro contributo. Cioè, diciamo, credo proprio per la prima volta essere riusciti, anche solo per la volontà di aderire, c'è un'industria Veneto che è Centro Treviso adesso, che è diventata, quindi, che ha fatto la collaborazione con la fusione con Padova, e quindi ha dato questa sua disponibilità di appartenenza, e l'Ascom, che poi io di questo ne sono anche diciamo coinvolto e iscritto, che rappresenta 6.500 iscritti nella città di Treviso, nella provincia di Treviso, l'Ascom, e quindi quando si aggrega tutta quella che è la società civile, le associazioni
diciamo commercio, industria e artigianato che partecipano a questo significa aver coinvolto un po' tutti, anche perché l'associazione è nata con la volontà di un gruppo di imprenditori trevigiani e quindi è diciamo il simbolo proprio del territorio e dell'imprenditoria trevigiana. E quindi anche questo contributo naturalmente è molto ben accetto ovviamente, per cui mi raccomando segnatevi 20 di dicembre ore 20:30 giusto al Teatro Comunale di Treviso, gran concerto di Natale. Grollo, non dimentichiamo, il nostro grande cantante lirico del territorio, anche lui che ha sempre dimostrato poi grandissima sensibilità peraltro per queste iniziative di solidarietà. È un protagonista il 20. Sì, da sempre, da 20 anni perché un grande tenore. E quindi un motivo in più insomma per esserci, per partecipare e per dare il proprio contributo per sostenere questo importante progetto. Vedo intanto sulla nostra pagina Facebook che c'è scritto una mamma, Miriam, e chiede, visto che dice il coinvolgimento delle famiglie è così importante per i bambini ricoverati, che cosa nello specifico si stia facendo a Treviso per i genitori, per le mamme, dottore? La mamma, i genitori sono sempre giustamente presenti e chiaramente vogliono sapere. Beh, c'è uno psicologo, facciamo le cose semplici, cerchiamo di fare le cose semplici. C'è a disposizione delle famiglie e dei bambini uno psicologo a tempo pieno in reparto di pediatria, pronto ad affrontare qualsiasi problema che si dovesse presentare, sia su richiesta medica, potrebbe essere che il pediatra richieda un intervento per una valutazione, ma anche su richiesta delle famiglie. Sembra poca cosa a dirla così, no? Non è invece poca cosa, perché sapere che durante una degenza, anche breve, durante una malattia improvvisa, proviamo soltanto a pensare, succede così, che tu hai il tuo bambino sano fino al giorno prima e il giorno dopo ti cade tutto addosso e ti possono diagnosticare una malattia anche importante, ma qualche volta breve, qualche volta lunga. Beh, questo momento è fondamentale, il momento della diagnosi, il momento della discussione del progetto terapeutico, sapere che oltre alla professionalità tecnica nostra c'è anche dietro la possibilità di avere un sostegno nel percorso che può essere anche lungo è fondamentale. È una cosa che già sperimentiamo da anni in alcuni ambiti in pediatria e approfitto anche per ricordare che l'associazione Insieme per mio figlio è il nostro, come posso dire, sponsor maggiore, con questa collaborazione strettissima che c'è, dicevamo prima, non una filiera cortissima, territorio, imprenditori, direzioni, professionisti che rapidamente affrontano in maniera rapida le problematiche, individuano quali sono gli interventi ed efficace subito, perché... e chi dona vede subito, si discutono assieme anche i progetti, questo è molto importante, ognuno con i suoi ruoli ma tutti diciamo assieme con l'unico obiettivo. Ma all'interno della pediatria operano anche altre, fortunatamente, associazioni, parlo soprattutto la Lega per la Fibrosi Cistica e l'AIL, che da anni supportano per esempio progetti di psicologi in questi ambiti specifici, e poi ci sono tutti i volontari che vengono a portare la musica, la Madame Adoré, ci sono i volontari che portano la pet therapy, quindi la pediatria veramente ha una ricchezza di volontariato incredibile. Insomma c'è molta sensibilità proprio nei confronti dei bimbi che soffrono. E quindi in questo progetto diciamo, di supporto psicologico oggi esce dai due ambiti che sono la fibrosi cistica diciamo, e l'emato-oncologia pediatrica per espandersi a tutto il resto del reparto di pediatria. L'ho già detto un po' prima, ma ricordiamolo, terapia intensiva prematurità, chirurgia pediatrica, malformazioni anorettali, è una delle diciamo, specialità della chirurgia pediatrica della dottoressa Midrio, patologie con un impatto importante anche psicologico, le malattie croniche, quindi la pediatria, la neurologia pediatrica e l'ostetricia, ginecologia.
questo è il nostro, diciamo, il team che opera con tutti i direttori e che con il neuropsichiatra, che chiedeva anche i tempi. La parte delle psicologhe abbiamo iniziato, dal 1° gennaio siamo a pieno regime, abbiamo già individuato, espletato gli avvisi, tutto quello che c'era. C'è ancora, diciamo, la parte del neuropsichiatra infantile che credo che sarà nei primi mesi del 2019, quindi diciamo che il progetto è sulla buona strada, insomma, sull'ottima strada. Ancora ci scrive una nostra telespettatrice per quanto riguarda gli ambienti, anche questo è importante per un bimbo ricoverato, sono a misura di bambino? Sono assolutamente a misura di bambino. Si è lavorato molto, come si diceva prima, e grazie insieme per mio figlio per avere anche il letto per i genitori. Ci sono degli spazi importanti per il gioco, perché c'è tutta l'area del gioco, per la scuola, perché gli insegnanti possono aiutare i bambini quindi a mantenere questo collegamento importante con la scuola. C'è il giardino esterno, sempre grazie all'associazione, che ovviamente dà la possibilità durante il periodo migliore, alla primavera anche d'estate, di poter uscire e star fuori. E io credo sia importante anche, c'è la pet therapy, perché il fatto di poter portare degli animali, dei piccoli animali o anche dei cani all'interno delle osi, questo aiuta molto ai bambini a sentirsi sostanzialmente a casa e non sentirsi una struttura protetta, una struttura esterna, perché possono ricevere i loro amici, perché come si diceva io devo ringraziare anche le squadre del rugby, l'Imoco, la pallacanestro Treviso, perché anche loro vengono a portare doni, vengono a trovare i regali di Natale, ma vengono anche durante l'anno a trovare i ragazzini e quindi sono presenti. E per un ragazzino avere il proprio idolo del basket, del rugby o della pallacanestro che viene a trovarlo credo che sia una gioia, per cui veramente Treviso avvolge con grande amore la pediatria e tutto quello che è intorno alla pediatria. E questo è importantissimo, perché va anche a supporto, io credo, di quelle che sono le cure, no? Effettive, perché il fatto di far star bene il bambino, di farlo sentire a proprio agio, di non farlo sentire in ospedale, sicuramente ha un contributo molto importante. Noi ora ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in diretta con Ore 13 Salute, parliamo appunto dell'umanizzazione delle cure per i bimbi ricoverati all'ospedale di Treviso, con questa bellissima iniziativa del grande concerto di Natale che ci sarà al Teatro Comunale il prossimo 20 di dicembre alle 20:30, quindi naturalmente affrettatevi per prenotare i biglietti, perché ci sono ancora alcuni posti, non tantissimi, vero Lazzari? Perché avete già avuto tante adesioni. Tante richieste. Perché è così importante partecipare a questo concerto, Lazzari? È importante partecipare prima di tutto per appartenere diciamo, alla volontà e al coinvolgimento della città. Io faccio un altro esempio per dire, l'associazione per mio figlio è una costola nata 20 anni fa dalla Salus Puri di Padova, e in questo, quando siamo partiti, c'è una cosa, e dopo 20 anni, dico con orgoglio e con grande piacere e merito poi a chi è coinvolto su questo, il presidente dottor Fabio Dalonghi, che ringrazio, e tutto il consiglio direttivo, che la Salus Puri ha il 90% dei partecipanti che sono addetti all'interno della struttura ospedaliera e il 10% di società civile. La città di Treviso, l'associazione per mio figlio, ha il 95% di persone nella città diciamo esterne che coinvolgono e partecipano nella città, anche diciamo le raccolte che vengono fatte, e ha diciamo i medici all'interno della struttura ospedaliera, quindi è molto sentita dalla città e anche perché effettivamente ha sempre partecipato in questo.
E quindi sicuramente è una... Ecco, approfitto, c'è un'altra mamma che ci chiede, dice: vorrei chiedere ai dottori Benazzi e Martellozzi se l'ospedale di Treviso prevede di poter assistere anche gli ammalati di sindrome da fatica cronica. Nostra figlia ha 13 anni e ha la diagnosi di questa malattia. Proprio questa mattina abbiamo iniziato il percorso per la richiesta di invalidità sia scolastica che civile. Il distretto ci ha dato la massima disponibilità, sarebbe però importante poter trovare appoggio anche in ospedale. Grazie. La signora Stefania. Dottore. Prego. Sì, allora, la pediatria e soprattutto la neurologia pediatrica affronta anche la problematica, signora, quindi assolutamente disponibilità e competenza per affrontare il problema. Poi non è che siamo un centro di riferimento per questa patologia, parlo in pediatria in Italia, ma lo facciamo e quindi assolutamente disponibili a collaborare con la mamma anche quando i pazienti magari sono seguiti in centri magari di altre regioni o della stessa regione. La nostra collaborazione è sempre totale su questo, quindi assolutamente sì, lo affrontiamo come problematica. Francesco... Io ho già risposto al primario, noi siamo a disposizione. È una sindrome anche difficile da diagnosticare, no? Perché è difficile da diagnosticare, però sta diventando meno rara di quello che si pensava. Ci sono dei centri di riferimento importanti in Italia, tra cui anche uno nel Veneto. È chiaro che noi, come diceva giustamente il dottor Martellossi, poi siamo a disposizione soprattutto se serve poi per valutare anche l'opportunità di andare in sinergia con la scuola, perché il problema vero si pone poi nel momento in cui la scuola, se servono insegnanti di sostegno, se serve creare degli spazi dove può riposarsi, eccetera, eccetera, per cui siamo disponibili a fare nelle UVMD, che sono unità valutative multidimensionali all'interno appunto dei distretti, la signora citava i distretti, con i nostri specialisti pediatri a fare una valutazione a tutto tondo e poi decidere insieme alla famiglia come fare e cosa fare per aiutarla. Quindi insomma signora Stefania ha capito già che nell'ospedale di Treviso alla pediatria c'è insomma una struttura che può aiutarla a seguirla, lei e la sua bambina, anche per questa specifica patologia. Prima di concludere, non abbiamo ancora moltissimi minuti, volevo ritornare un attimo sulla questione del pronto soccorso pediatrico. Dottor Benazzi, si avvicina un periodo, insomma quello del Natale, storicamente un po' critico, insomma difficile, soprattutto perché tra l'altro quest'anno è previsto anche il picco dell'influenza tra poche settimane, proprio nel pieno delle vacanze di Natale. Per la pediatria come pensate di affrontare la questione? Per la pediatria come per il pronto soccorso adulto, siccome è un periodo difficile di ferie e i medici famiglia, i pediatri di famiglia chiaramente nelle festività non sono presenti, c'è la continuità assistenziale, ma in particolare per i bambini la continuità assistenziale, essendo formata dai medici in medicina generale, fanno più fatica a fare diagnosi, e quindi abbiamo deciso, in accordo con i primari del pronto soccorso e col dottor Martellossi, primario della pediatria, di garantire un aumento di ore, sostanzialmente quindi una decina di turni in più in questo periodo, proprio perché presupponiamo che ci possa essere un incremento legato al periodo influenzale che inizia e legato alle feste che sono così ravvicinate, per cui andremo a aumentare il numero di infermieri pediatrici, quindi di turni di infermieri pediatrici e di infermieri per il pronto soccorso. Ecco, ne accennavamo prima, peraltro per il periodo natalizio sono previste anche tutta una serie di iniziative proprio per i bambini. Si sa che insomma il Natale per un bambino è un momento magico, il doverlo trascorrere in ospedale sicuramente insomma non è proprio il massimo per un bambino, quindi che cosa cercherete di fare anche quest'anno, come già è stato fatto anche negli anni precedenti? Anche in questo caso la generosità e il volontariato è strepitoso. Cominciamo quest'anno dal 13, quest'anno siccome, come posso dire, c'è molta generosità, abbiamo deciso di diluire i festeggiamenti del Natale in un periodo più lungo, in maniera che così più bambini possano anche averne
beneficio, e cominciamo con festeggiare il 13 Santa Lucia, vengono a portare dei regali, poi ci saranno le squadre di basket, le squadre che vengono ogni anno, poi ci sarà la PAM che porterà dei regali, poi ci saranno le varie associazioni che il giorno di Natale viene Babbo Natale, e dopo finisce con la festa di Befana. Diciamo che da questo fine settimana fino alla Befana avremo più occasioni i bambini per trovare una bella ambiente natalizio, un bel clima natalizio anche all'interno dell'ospedale. Abbiamo il biscottificio noi in ospedale, il direttore lo ricordava, quindi c'è un cuoco che volontario fa ogni giorno i pasticcini o le pizzette per i bambini che sono o ricoverati e che possono mangiare chiaramente, o per i bambini che sono in day hospital o che fanno i controlli, e quindi anche per Natale. Cose da poco, però pensate a cosa significa per un bambino sentire il profumo dei biscotti, per esempio, nell'aria, anziché l'odore delle medicine, l'odore del reparto dei disinfettanti, no? Sì. È molto importante anche questo, sono quei percorsi, come dire, tattili forse, anche per aiutare i bambini a sentirsi olfattivi, tattili, per aiutarli a sentirsi in un ambiente che sia il meno possibile ospedale, sostanzialmente. Guariscono prima, no? Lei prima un po' lo ha accennato, la pet therapy è ormai scientificamente riconosciuta come un percorso che migliora la prognosi, e tutto quello che fa migliorare appunto l'umanizzazione delle cure, soprattutto in età pediatrica, ha un impatto importante proprio sulla prognosi, cioè meno giornate di ospedalizzazione, una guarigione più rapida, al di là, diciamo, che è molto importante di quello di rendere, ha un impatto anche proprio sulla guarigione. Ok, quindi un ambiente di questo tipo, i bambini, se stanno meglio, guariscono meglio. È una banalità, ma è così. Se uno sta meglio, guarisce prima, ha più forza, famiglie e bambini sono in grado di affrontare con maggior serenità e quindi anche con maggiore efficacia tutte le terapie poi che fanno. Molto importante. E quindi è un motivo in più, no, dottor Benazzi, per perseguire proprio questo obiettivo dell'umanizzazione il più possibile delle cure ospedaliere per i grandi, a maggior ragione per i piccini. Certamente questo è il nostro obiettivo, stiamo sempre più lavorando con i nostri operatori. Non è facile ovviamente formare le persone, non è facile trovare persone che siano empatiche in toto, però devo dire che l'obiettivo che ci siamo dati in questi anni di umanizzare sempre di più e di portare il sorriso, no? Perché poi alla fine si cura molto più con un sorriso che con una medicina qualche volta, soprattutto in patologie croniche o comunque in patologie che hanno un impatto a lungo termine. Il fatto di trovare operatori che sono disponibili, il fatto di trovare operatori che ti fanno sentire come a casa propria, eccetera, questo aiuta molto. E poi aiuta molto il fatto che il 20 di dicembre alle ore 20:30 avremo il concerto per mio figlio al Teatro Comunale, dove andremo a raccogliere i fondi per questo bellissimo progetto di neuropsichiatria infantile, di sostegno alle famiglie e sostegno ai bambini. E questo sicuramente, siamo sicuri, insomma, verrà accolto dai trevigiani e non solo, perché naturalmente è aperto il concerto a chiunque voglia partecipare, sicuramente avrà un riscontro positivo, come del resto, no? Tantissime altre iniziative che voi avete portato avanti, vero Lazzari? Ce n'è una che volevo dirla così, proprio che cascherà il 20 il giorno del concerto. Prima del concerto c'è una famiglia, una cantina, Drussian, quindi facciamo anche il nome, che ha raccolto, cioè ha prodotto 1500 bottiglie, ci ha chiesto l'autorizzazione di avere il logo dell'associazione. E quindi che conoscono tutti quelli che frequentano l'ospedale, il coniglietto, se vuole alzarlo, eccolo lì, a favore della telecamera, più vicino a sé, eccolo lì, il coniglietto col termometro e il pannolino, si vede un po' dappertutto, no? All'ospedale il logo, che segue il percorso verso la pediatria. Ecco, e che quindi la raccolta lo devolveranno il giorno 20 in occasione del concerto, quindi c'è veramente una solidarietà e un impegno e quindi devo però ringraziare tutti i benefattori, perché anche chi
è la goccia che fa il bagnato. Io ve lo dico che normalmente nel conto corrente della banca, se va nel sito, chiunque lo trova, ma è la goccia che fa il bagnato. Quasi tutti i giorni l'associazione riceve qualcosa. Ecco, allora chiudiamo questa puntata ricordandovi quindi l'appuntamento, non mancate, il 20 di dicembre al Gran Concerto di Natale al Teatro Comunale di Treviso. Grazie allora ad Italo Lazzari dell'Associazione Per Mio Figlio, grazie al dottor Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, e al primario della pediatria Stefano Martellossi per essere stati qui con noi. Grazie naturalmente a voi telespettatori per averci seguito. Arrivederci.